Io sono Bevilacqua Ernesto, quest'anno ho compiuto 70 anni. Nella mia vita ho lavorato in regola 50 anni, non in regola 60 perché io ho cominciato da piccolo a pascolare la mucca lungo le strade, perché mio padre era povero e mio padre ha allevato una famiglia di 7 fratelli senza nessun sussidio da parte dello Stato, dove si viveva sui monti, praticamente i prodotti della terra che venivano fuori lavorando, il pane veniva fatto nel forno della contrada, poi il latte, c'era la mucca che si mungeva ogni giorno, poi c'era il vino che si produceva per la famiglia, ma il vino buono si vendeva e il vino meno buono si beveva in casa. E 20 anni ho lavorato in fabbrica. Le mie ferie consistevano in ottobre, dai 20 di settembre ai 20 di ottobre, facevo il periodo di ferie e raccoglievo l'uva e portavo in cantina. Mi sono andato al mare quando sono andato a lavorare in Sudafrica, a Durban, per 2 mesi in spiaggia. E là per me sta al mare, mi sono andato al mare qualche volta, ma così di scappata, insomma. Io sono il re del palazzetto. Qui non può venire Mattarella a darmi ordini, qua, a casa mia, al palazzetto, questo è il palazzetto. Sono io che detta gli ordini e dice cosa deve essere fatto in questo luogo. Tante volte che c'è qualcuno come me che ha seguito il viaggio naturale della vita, ecco, senza tante forzature. Se ti lavori la terra, sei sicuro di non morire mai di fame. Te se resterai senza soldi, ma la fame non te ne muori, no. Ti riesci sempre a sfamarti, ti e anche la famiglia. Ma la sicurezza la si acquista soltanto se ti hai alle spalle la terra, non il capitale, non siamo i soldi, la terra